Alessandro Apollonio, dunque, siamo qui nella sua edicola. Lei ha avuto paura, immagino, del virus perché è stato positivo. Eh sì, purtroppo sì, noi abbiamo avuto un problema anche in casa con il virus, anche un decesso, Infatti è però mancata la nonna. è venuta a mancare anche la nonna, sì, però ne siamo saltati fuori senza problemi e quindi ce l'abbiamo fatta. Adesso con questo gel, con la vendita della nuova, immagino che comunque le cose siano andate bene e il gel ripara alla grande rispetto all'aggressività del virus. Assolutamente sì, e questo è un buon metodo per almeno mantenere l'igienizzazione delle mani. Sicuramente è stata una bella iniziativa quella della nuova, di dare questo dispositivo di sicurezza alle persone. Che cosa diciamo alle persone che sono ancora ricoverate per il Covid-19? Tanto coraggio ragazzi, ce la farete, Grazie. di niente.